Buonasera a tutte e a tutti, buonasera a tutti gli amici e le amiche. Voce? E allora, tanto buonasera a tutte e a tutti, buonasera a tutte le amiche e amici che sono qui presenti, alle compagne e compagni. Diamo dunque... Ecco, troppa voce. Ecco, diamo corso a questa serata, penso che non servano sostanzialmente presentazioni, ma io intanto ringrazio come Camera del Lavoro della CGIL di Trieste il Presidente Giuseppe Conte per la sua presenza. Ringrazio il Movimento 5 Stelle, naturalmente. Applaudo io. E provo così, prima di dare la parola a Stefano Milani, che ringrazio e che medierà naturalmente il dibattito e la chiacchierata con il Presidente Conte di questa sera, e provo a spiegare il perché naturalmente di questa 3 giorni. Intanto il luogo ho scelto. Come voi sapete, noi la 3 giorni la predisponevamo ormai da tempo presso la Casa delle Culture, il Kulturnidom di Prosecco, e che ringraziamo naturalmente. Abbiamo voluto però spostarci in questo luogo perché penso che non serva a nessuno spiegare quello che è, o meglio, forse serve a spiegare esattamente quello che un altro Peppe ha spiegato pochi minuti fa a tutti quanti noi. Ciò che ha rappresentato questo luogo e che rappresenta ancora rispetto alla sua storia. Ecco, io provo a dire così, una delle motivazioni che ci hanno spinto e che legano a questi 3 giorni è il tema della sicurezza. Perché noi vogliamo relazionarci e ci relazioniamo anche con i partiti? Perché naturalmente da corpo intermedio noi ci attiviamo e attiviamo le nostre rivendicazioni e le poniamo a chi ha il potere di legiferare. E non ci nascondiamo dietro a paraventi. La CGIL era, è e rimarrà un'organizzazione sindacale di sinistra. Lo diciamo in maniera chiara. Questo non significa non essere naturalmente autonomi dai partiti. Abbiamo già avuto più volte modi insomma, di confrontarci con molti di noi e dire ad esempio che anche gli ultimi referendum dimostrano la nostra autonomia, perché la nostra autonomia ci è data da quelle lavoratrici, quei lavoratori, da quelle pensionate e pensionati che naturalmente si associano alla nostra organizzazione sindacale. E se guardiamo gli ultimi referendum, la nostra autonomia è derivata dal fatto che se pensiamo che ci sono delle norme che sono state fatte male, che non vanno bene e non sono nell'interesse di quelle lavoratrici, di quei lavoratori, che siano fatte da centrodestra o da centrosinistra, noi naturalmente proviamo a rivendicare che quelle norme eventualmente vengano abrogate, anche attraverso uno strumento come quello dei referendum. E allora io veramente vado a chiusura e dico semplicemente questo. Ho ascoltato l'intervento e l'iniziativa naturalmente che è stata fatta pochi minuti fa da Peppe Dell'Acqua, una chiacchierata così in libertà più leggera. Ecco, cosa chiediamo noi alla politica? Forse un sogno, le persone forse non sognano più. Ecco, io penso che anche le organizzazioni sindacali, ma anche la politica, debbano riuscire in una società ormai disintermediata, dove le persone e i rapporti sono sempre più individualizzati, forse a far sognare nuovamente le persone. Penso che, come dice il nostro segretario generale, anche il sindacato deve cambiare, forse lo devono cambiare anche i partiti, ma forse dobbiamo riuscire a fare sognare nuovamente le persone e dare un obiettivo, un orizzonte. Ecco, noi questa sera proveremo a chiedere quale possa essere l'orizzonte dal punto di vista lavorativo, previdenziale, fiscale, che la coalizione di centrosinistra è in grado di poterci offrire e di poter offrire a quelle lavoratrici e quei lavoratori, a quelle pensionate e pensionati che noi rappresentiamo, che ricordo a tutti, sono quel 93% di persone che pagano l'IRPEF in questo Paese. Ecco, noi rivendichiamo una condizione migliore del lavoro, quindi il referendum che noi abbiamo chiuso poche settimane fa, dove oggettivamente abbiamo perso, quando non si raggiunge il 51%, dobbiamo dircelo in maniera chiara, abbiamo perso. Però è una tappa di un percorso che non finisce, è una tappa di un percorso in cui noi rivendichiamo una condizione migliore rispetto a quella che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni, perché abbiamo una responsabilità di lasciare un mondo migliore alle giovani generazioni e oggi non ci stiamo riuscendo, per cui io vi ringrazio per la presenza, è una bella serata, godiamoci adesso questa ora di discussione e di confronto e lascio la parola a Stefano Milani, grazie.
Grazie al segretario generale Massimo Marega. Giuseppe Conte, allora, non sapendo bene come presentarla, visto che insomma lei è una persona piuttosto nota, no? La si conosce, sono caduto anche io nella tentazione e nel giochino perverso di interpellare ChatGPT. Lo so. E che ho fatto? Ho fatto una semplice domanda, l'ho fatta veramente mezz'ora fa, dicendo, mi dici chi è, io do del tuo a ChatGPT, non lo so perché, però insomma mi viene da dargli del tuo. Mi dici chi è Giuseppe Conte in 1000 battute, quindi ovviamente molto molto stringato, sintetizzando il suo pensiero politico. Vado? Ok, vado a leggere la risposta. Giuseppe Conte è un politico, avvocato e accademico italiano, è stato presidente del Consiglio in 2 governi consecutivi tra il 2018 e il 2021, si è fatto conoscere come figura di mediazione presentandosi come l'avvocato del popolo. Durante il suo secondo mandato ha affrontato la pandemia da Covid-19 con misure drastiche e un ruolo molto visibile. Conte si definisce progressista e post-ideologico, promuove centralità dello Stato nel garantire diritti sociali e ambientali, politiche economiche espansive, specie per reddito di cittadinanza e salario minimo, una visione europeista ma critica verso rigidità economiche, dialogo con i sindacati e movimenti civici. Finisce così, rifiuta etichette tradizionali e punta ad un'alleanza larga dei progressisti pur mantenendo l'identità antisistema del Movimento 5 Stelle delle origini, ha uno stile istituzionale ma comunicativo teso ad intercettare sensibilità diverse e finisce con tende a polarizzare. Si riconosce in questa definizione? L'applauso, almeno di una parte del pubblico, sta suggerendo che tutto sommato mi riconosco, non so, quelli che hanno applaudito. No, direi di sì, sostanzialmente mi sembra che abbia detto delle cose in cui mi posso riconoscere. E la particolarità però è questa, ne approfitto subito. Ormai, attenzione, vi capiterà anche a voi, quando parlate con le persone vanno subito a consultare, fanno domande a chat e GPT. Andando avanti così, noi diremo che quella è una Bibbia che non è scalfibile, è indiscutibile, sarà difficile mettere in discussione quello che viene fuori da questo congegno infernale dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo predisporci a lavorare in questa prospettiva, però ecco, mi fa pensare, mi fa pensare. Prima di cominciare con la nostra intervista, tratterò ovviamente i temi del lavoro, ma non solo. Un'altra, diciamo, domanda, è mai stato in un posto così bello a fare un'intervista? Beh, allora confesso, da quando mi sono impegnato in politica, mi è capitato di fare tanti incontri. Oggi, questa sera, credo sia la prima volta che ho fatto io una foto al pubblico, l'ho fatta e l'ho spedita ai familiari, ho detto guardate qui dove sono. Beh sì, è davvero un bel vedere. Se si alzasse anche un po' di vento si starebbe veramente bene, però insomma qualche momento di refrigerio c'è. Allora adesso iniziamo a parlare ovviamente di temi importanti, arriveremo ovviamente a parlare di lavoro, siamo ospiti ovviamente della CGIL, però non possiamo che cominciare diciamo sull'attualità e quindi sulla politica internazionale. Lei martedì era all'AIA, mentre lei era all'AIA a manifestare contro il riarmo, in Senato la Presidente del Consiglio Meloni l'accusava che quando era Presidente del Consiglio lei ha firmato il famoso 2%, l'impegno del 2% del PIL per le spese militari. Io le chiedo due cose, l'ha già detto ovviamente tante volte, però insomma è giusto ribadirlo anche in questa platea. Dove sta la verità? E l'altra domanda ovviamente è come giudica invece questo salto diciamo, di qualità, questo accordo al 5% del PIL sottoscritto proprio mercoledì alla Nato, la cui intesa, lo ricordo diciamo, a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ha un importo complessivo che a spanne è pari 3 volte alla spesa sanitaria e 5 volte alla spesa annuale per l'istruzione. I fatti, poi li commentiamo. 2014, un vertice nato, mi ricordo, se non sbaglio, in Scozia. Io non c'ero, facevo il professore a Firenze ancora, non ero ancora
Il mio impegno politico poi come Presidente del Consiglio è datato 2018. 2014 viene in questo vertice, è deliberato in sede NATO di portare le spese e aumentarle al 2%. Allora, quando Meloni dice che io poi nel 2018 ho sottoscritto questo impegno, dice, pensate un attimo dal punto di vista logico, né più né meno che la seguente cosa. Io, Giorgia Meloni, oggi prendo l'impegno al 5%, l'altro giorno è successo, all'AIA. Chi verrà dopo di me, il prossimo governo, si ritroverà con l'impegno del 5%, quindi è colpa anche di chi viene dopo. No, non funziona così. Cosa c'entra? Non è che chi verrà il prossimo governo sottoscriverà un impegno, si ritroverà un impegno preso, perché Giorgia Meloni non ha preso un impegno personale, lo ha preso a nome di tutti noi, dello Stato italiano. C'è un principio di continuità. Quando tu prendi un impegno, ed è un impegno da prendere all'unanimità, tutti i rappresentanti dei paesi membri della NATO l'hanno preso, eccetto Sanchez, al quale bisogna dare l'onore e la dignità di aver battuto un colpo ed essersi sottratto alla vigliaccheria di chi si inginocchia e fa politica in termini di sudditanza. L'Europa ormai è una, non solo è divisa, ma addirittura è incapace di esprimere una posizione politica dignitosa. E allora, da questo punto di vista, ha preso un impegno che vincolerà anche chi verrà dopo. Non è che facciamo un esempio ancora più concreto. In un'azienda un amministratore delegato sottoscrive un contratto per conto dell'azienda. Non è che se cambia l'amministratore delegato dopo, quello che viene dopo può far saltare il contratto. Questo è il problema vero ed è questa la gravità della decisione presa. Quindi non c'è stato neppure un voto del Parlamento italiano vero su questo impegno, una discussione pubblica. Giorgia Meloni è venuta prima alla Camera, poi al Senato il giorno dopo a dire che lei è fiera di restituire in questo modo centralità all'Italia. Ci ha buttato in una prospettiva disastrosa, perché mettere sul piatto solo per, pensate, diamo per scontato il 2%, perché questo è un impegno vecchio, eccetera. Peraltro, visto che rimaniamo ai fatti, quando fu il turno mio eravamo all'1,2%. E io dissi, chiaramente non potevo arrivare al 2%, perché il Paese non poteva essere la nostra priorità. Politiche sociali, del lavoro, il nostro welfare, la sanità. Tant'è che c'è stato un aumento di spesa anche con me, 1 miliardo poco più, e siamo passati dall'1,2 all'1,4%. Però vorrei ricordare che nello stesso periodo abbiamo messo 12 miliardi poi col Covid per la sanità, 1 miliardo e qualcosa per le armi, sì, per aggiornare lo strumento difensivo, il nostro esercito, che comunque richiede un'innovazione tecnologica. Io non sono antimilitarista, non ho mai detto sono antimilitarista, prendiamo i fiori, queste bellissime rose e andiamo in giro al posto delle armi e abbandoniamo l'esercito. Secondo me... Quindi una difesa comune europea, insomma... Una difesa comune europea, tra l'altro, ci consentirebbe di poter razionalizzare e veramente perseguire un risparmio di spesa. Infatti siamo favorevoli come Movimento 5 Stelle a questo, ma una difesa comune europea, questa Europa non riesce a esprimerla, sapete perché? Perché non sono capaci di una strategia politica, non sono capaci di restituire centralità alla politica, strategie, soluzioni, visioni, mettersi intorno a un tavolo, stare un mese lì fino a quando viene fuori un progetto di difesa comune. Risparmieremmo tantissimo. Allora, non sapendo come risparmiare, non riuscendo più, avendo anche fallito nella scommessa militare della vittoria contro la Russia, dopo 3 anni che ci hanno detto che ormai era distrutta, crollata l'economia, che ormai Putin era piegato, che le controffensive ormai erano vittoriose, eccetera, che ormai c'era un cambio di regime imminente, vi ricordate? Dopo tutti questi fallimenti, dopo 3 anni che hanno mandato, pensate, 18 pacchetti europei, 11 italiani di armi, non si vede nessuna prospettiva di vittoria, a quel punto lì, anziché ammettere, forse conveniva fare un negoziato,
Forse con un negoziato fatto subito, come noi abbiamo detto e auspicato, potevamo tirar fuori delle condizioni migliori per proteggere l'Ucraina e evitare anche distruzioni, disastri e tantissimi morti. Cosa oggi dicono? Beh, attenzione, oggi dobbiamo investire nelle armi. Piano di riarmo da 800 miliardi e poi il 5% nell'ambito della NATO. Significa che non hai una politica e stai distruggendo il paese, perché ci potremo tornare. Questo significa, pensate, che se diamo per scontato il 2%, dal 2% al 5% avremo una spesa aggiuntiva nell'arco di 10 anni di 445 miliardi e una spesa che a regime supererà la spesa della sanità, la spesa delle pensioni, raddoppierà quella dell'istruzione e via discorrendo. È una follia, è un impegno preso a nome del Paese. Ma io dico, ma chi ha dato il mandato a Giorgia Meloni quando lei dice io ho il mandato dei cittadini? Ma voi gli avete dato un mandato per buttare i soldi nelle armi e affamare il Paese? Io credo che anche molti degli elettori suoi non le hanno dato questo mandato, perché molti degli elettori che hanno votato sono lì con un salario minimo. Oggi la Germania ha portato il salario minimo, pensate, quasi a 15 euro. Se fate il calcolo del carico fiscale che esiste in Germania, ho fatto un calcolo rapido, credo che a quel punto lo stipendio minimo in Germania oggi sia, con questo aumento, di 1.800 euro, lo stipendio base da salario minimo. Noi non abbiamo il salario minimo perché questo governo l'ha rifiutato nonostante una proposta congiunta delle opposizioni. Allora c'è un altro aspetto da considerare. Oggi la Germania si sta riarmando, ha deciso di riarmarsi. Per me, se fossi stato al tavolo del Consiglio europeo, avrei chiesto prima a Scholz e poi a Merz: scusatemi un attimo, ma che significa che oggi volete riarmare, avete dichiarato volete diventare una superpotenza mondiale? Ho capito che c'è da fare una riconversione, facciamola, proseguiamo la transizione ecologica, il Green Deal, abbiamo lavorato sin qui, adesso che facciamo? Ci fermiamo a metà e diciamo che il pianeta non è più da salvare? Diciamo che non dobbiamo più assicurare una sostenibilità anche per il futuro? Non facciamo più riconversioni industriali? Ma che significa che vi mettete a fare la riconversione industriale per produrre armi e missili? Noi abbiamo costruito fino adesso il mercato comune per dare a voi la possibilità di riarmarvi, perché vi siete svegliati oggi e avete deciso che dovete recuperare 80 anni? Avrete detto: ma l'avete visto che AfD, l'estrema destra che voi stessi state discutendo, se addirittura è illegittimata sul piano democratico a partecipare come un movimento, come partito, alla vostra vita democratica tedesca, ormai nei sondaggi al 26%, e se poi dovesse andare al governo AfD le prossime elezioni, noi vi abbiamo fatto riarmare per fare cosa? La storia non ci insegna nulla? E in ogni caso la Germania si è deciso di, dal loro punto di vista, poi ovviamente è arrivata la von der Leyen e ha elaborato questo foglietto e addirittura questo piano di riarmo è diventato europeo per favorire la sua Germania. Però dico, la Germania può anche decidere di riarmarsi. Per i cittadini tedeschi sarà una partita a saldo zero e vi spiego perché. Perché appunto hanno il salario minimo, hanno un sistema sanitario che funziona, politiche occupazionali floride. Quindi a questo punto qui, piuttosto che di fronte a un problema industriale serio, fanno la scellerata decisione di operare una riconversione militare, va bene? Quindi ora in poi la sede Volkswagen, BMW, eccetera, produrranno missili e carri armati. Ma loro non perderanno nulla, secondo me è follia, perché potrebbero invece appunto fare una riconversione industriale diversa. Ma loro non tagliano nulla, hanno una capacità fiscale pazzesca che hanno accumulato sino adesso, anzi hanno dovuto modificare la Costituzione per superare i vincoli di bilancio e possono buttare tutti questi soldi. Ma noi, dicendo 5% o dicendo sia 800 miliardi per il piano di riarmo europeo,
Noi invece dovremo tagliare sonoramente. Sono fesserie quelle che sta dicendo Meloni, che non tagliamo la sanità, non tagliamo la scuola, l'istruzione. Dove li prende i soldi? Dove li prende 445 miliardi nei prossimi anni? Lei ha detto, ma l'anno prossimo non dovremo assolutamente fare nessuno scostamento. E grazie, lo faranno i governi che verranno dopo. Sono spalmati, dice, no? Vanno Spalmati sui governi futuri. sui governi altrui, diciamo. E restiamo sulle crisi internazionali, perché quando lei è stato Presidente del Consiglio, anche questo lo sta dicendo in diverse occasioni, lei ha conosciuto un Trump diverso, no, da quello attuale. Ora il Presidente degli Stati Uniti sta facendo il buono e cattivo tempo, invoca la pace usando le bombe, minaccia, poi invoca il dialogo, insomma è una sorta come dire, di ossimoro vivente, non si riesce bene a in qualche modo fermare il suo pensiero. Le chiedo, con la sua esperienza ovviamente anche da Presidente del Consiglio, come si può stare tranquilli sapendo che una personalità, ripeto, così contraddittoria in questo momento, aggiungo anche un po' spregiudicata, ha oggi le chiavi del mondo, le sorti del mondo, lui giustamente dice vuole la pace nel mondo, la superpotenza degli Stati Uniti, e però lo vediamo comportarsi in questo modo. Io mi metto anche nei panni dei cittadini che vedono la mattina con il fuso orario quello che dice Trump, che cambia totalmente la sera quando uno va a dormire. Io sono molto franco, vedo un Trump che è ritornato più agguerrito sicuramente rispetto al primo mandato e deciso a raggiungere alcuni obiettivi che aveva già preannunciato. Non è tutto nuovo, perché a conoscere bene la situazione e a recuperare il primo mandato c'era già l'obiettivo, ad esempio, di adeguare e costringere gli europei a pagare di più nell'ambito per esempio della NATO. C'era già l'obiettivo di riequilibrare la bilancia commerciale con l'Unione Europea e con gli altri paesi a favore degli Stati Uniti. Oggi Trump si ritrova con un debito americano molto alto, un debito pubblico, si ritrova con delle difficoltà anche lui industriali molto forti, si ritrova con una moneta che rischia di non essere più la moneta di riserva che è sempre stato il dollaro, quindi hanno dei problemi interni. Allora è chiaro che cerca in una logica di ferrea negoziazione di ottenere un riequilibrio della bilancia commerciale, poi di fatto sta dimostrando che poi è più ragionevole nell'atterraggio, cioè spara alto e poi per cercare di ottenere quello che sarà comunque al saldo finale un vantaggio per gli Stati Uniti. Io credo che non sto trascurando la difficoltà oggi di rapportarsi con Stati Uniti che sono così decisi e aggressivi anche sul piano commerciale. Però non si possono calare le brache, cioè bisogna organizzarsi. Oggi è una vergogna aver lasciato solo Sanchez, bisognava lavorare con Sanchez, con Fico ed altri, che costruendo un fronte comune per tenere testa. Tra l'altro questo 5% delle spese militari rispetto al PIL nell'ambito NATO è un dazio mascherato. Cioè lui in questo momento sta migliorando la partita anche commerciale, perché attenzione, dire che dobbiamo portare l'aumento delle spese militari per tutti gli Stati membri della NATO al 5%, conoscendo i protocolli NATO, tu poi non è che puoi andare a comprare le armi dove vuoi, sono quasi tutte industrie americane, quindi è una partita di giro. Allora fatemi capire, l'Europa sta cedendo, da un lato noi come singoli paesi stiamo cedendo in ambito NATO e addirittura triplicando la spesa militare a favore sostanzialmente degli Stati Uniti. Poi la partita sui dazi non l'abbiamo ancora conclusa, quindi addirittura Meloni dice no, ma un 10%, se finisce un più 10% a favore degli Stati Uniti, a me va bene. Ma lei quando parla, ma tu difendi l'Italia, ma tu devi dire se va bene all'Italia, no a te va bene. Che cosa va bene? Cedi di là, cedi di qua. Allora è chiaro che un'Europa unita, io l'ho detto dall'inizio, a Trump bisogna rispondere duramente col linguaggio suo,
E quando io sono stato, perché poi alla fine il rapporto non si è rovinato, lo ricorderete tutti. Io ho fatto, signori, l'accordo con la Cina. Gli Stati Uniti sono impazziti, l'accordo con la Via della Seta, perché ho spiegato, noi abbiamo i nostri imprenditori, siamo in difficoltà, io devo creare nuovi mercati. Gli ho detto, se tu mi offri la possibilità di riequilibrare, di migliorare la nostra economia con le industrie americane, va benissimo uguale, ma altrimenti io lo faccio con la Cina, io devo difendere gli interessi del mio paese. Tu voglio sposare il tuo motto, voglio sposare la tua filosofia, make America great again. Ecco, se fossi in Italia diresti make Italy great again, giusto? Saresti il più grande difensore degli interessi nazionali. Quindi parliamo lo stesso linguaggio. Ma non è che, voglio dire, puoi la stima delle persone se vai lì e li fai da scendiletto e li accontenti in tutto, come quando è andata a Washington Meloni e se n'è ritornata con promesse acquisto di armi, gas americano che costa 3-4 volte di più. Poi dice, ma che hai portato come ricompensa? Ha detto Trump che forse viene a Roma. Ah, grazie. Ma se ci dovessero chiedere le basi come insomma, un possibile attacco, cosa dovrebbe rispondere il governo? Ma io l'ho già detto, adesso speriamo che diciamo, ci sia una pausa in Iran, perché destabilizzare quel quadrante medio orientale non conviene a nessuno. Da lì possono nascere guai per tutti, terrorismo, instabilità diffusa, è veramente un disordine globale. Però l'ho detto subito, le nostre basi non si mettono a disposizione di chi? Si tratti di Israele, si tratti anche degli Stati Uniti, agisce in modo unilaterale violando il diritto internazionale. Perché quegli attacchi che sono stati fatti all'Iran, un regime teocratico verso nessuno, credo qui dei presenti, può avere una minima simpatia, perché ovviamente calpesta i diritti fondamentali delle persone, però quelli sono attacchi che sono stati fatti in violazione del diritto internazionale. E io ho detto, ma signori, ma voi non potete pensare che distruggete e calpestiamo il diritto internazionale, perché se oggi Israele, che consideriamo un alleato, poi dico alleato, stai facendo un genocidio a Gaza, non sei più mio alleato. Voi considerate alleato Netanyahu, il governo di Israele, e poi gli Stati Uniti fanno un attacco del genere. Però pensate un attimo qual è la stortura. Allora, per il diritto internazionale non esiste l'attacco preventivo, esiste la legittima difesa, giusto? Lì è stato attacco preventivo contro siti nucleari e non solo, contro vertici dell'esercito, scienziati, tecnocrati, eccetera, che lavoravano anche... Con prove neanche certe. Con prove neanche certe, ma diciamo, sappiamo, la storia già ci ha insegnato che quando vengono questi attacchi preventivi poi si cerca anche un po' di qualche dichiarazione, di combinare qualche provetta. Però il problema è un altro. Pensate un poco che stortura. Ma se tu fai così domani mattina un altro Stato, poi allora perché dici che invece ha violato il diritto internazionale Putin aggredendo l'Ucraina? Allora ti metti sulla stessa logica. Abbiamo tutti condannato Putin con l'aggressione all'Ucraina, giusto? Poi noi abbiamo altre soluzioni, perché secondo noi la svolta negoziale era assolutamente necessaria. Quindi noi ci siamo ritrovati nel paradosso che il governo di Israele ha denunciato l'Iran pubblicamente per violazione del diritto internazionale, perché hanno detto loro sono prossimi alla bomba atomica. C'è una particolarità, che Israele non sappiamo se ne ha 50, 100 o 200, si è sottratto e non ha sottoscritto il trattato sulla non proliferazione nucleare, non riconosce i controlli dell'AIEA, l'agenzia sul controllo, eccetera, l'autorità, ha detto che non riconosce tutte le risoluzioni dell'ONU, non riconosce la Corte Penale Internazionale, ha dichiarato che lo stesso Guterres, il segretario generale dell'ONU, è persona non grata e sta realizzando appunto un genocidio. Ma come ti permetti di invocare il diritto internazionale
e che in questo modo da parte tua diventa tutto paradossale, salta tutto. Noi non possiamo permetterci di perdere credibilità quando ci sono i nostri amici, i nostri alleati dicendo che il diritto internazionale lo riscriviamo a nostro piacimento a secondo di quel che fa comodo, o comunque dobbiamo sempre essere complici di qualsiasi violazione. Allora, prima di entrare e tornare a casa nostra, però l'ultima domanda, diciamo, di politica internazionale, lei l'ha accennato e ha detto, insomma, in maniera molto precisa, a Gaza si sta perpetrando un genocidio. Fatto sta, insomma, quindi ovviamente una parola e un termine che, come sappiamo, insomma, divide anche l'opinione pubblica, ma dal governo ovviamente non invoca questo termine, ma non invoca neanche una condanna. Ha fatto ovviamente scalpore la sua richiesta, no, di alzarsi in Parlamento per dare solidarietà ai palestinesi. Perché secondo lei si continua con fatti ovviamente oggettivi a non condannare, a non avere una parola di condanna verso Netanyahu, ovviamente verso il governo israeliano? Allora, Israele è un alleato dell'Europa, è un alleato storico degli Stati Uniti da un lato, quindi c'è una grande, profonda integrazione per quanto riguarda ad esempio la cooperazione militare. Però c'è anche un problema adesso in più anche ideologico, e sicuramente questo vale per gli Stati Uniti, Trump, il rapporto Trump-Netanyahu. Però attenzione, con Biden prima non è cambiato nulla, attenzione. Questo lo dobbiamo dire, qui non vale destra e sinistra. Quindi vedete che integrazione tra sistemi c'è. E sicuramente, secondo me, l'idea che mi sono fatto è che in Italia Meloni abbia assolutamente difficoltà, e di qui un comportamento assolutamente vigliacco, nel prendere distanze da una condotta criminale del governo di Netanyahu per affinità ideologiche, perché loro ragionano così. Lui è di destra, è la destra, e quindi c'è affinità ideologica. È addirittura un alleato politico, ma questa è una cosa vergognosa. Cioè, adesso hanno scoperto, dopo 1 anno e mezzo, che abbiamo addirittura superato i 60.000 morti, 16.000 bambini. Oggi Haaretz, che è un quotidiano autorevole di Israele, ha pubblicato delle testimonianze dirette di soldati israeliani che testimoniano che gli è stato ordinato di sparare sulla folla dei palestinesi inermi che cercavano di prendere un po' di cibo. Allora, ormai è evidente, lì si sta commettendo un genocidio. È un genocidio che si è verificato sotto i nostri occhi, e solo chi non l'ha voluto vedere lo sta negando. È un genocidio ai sensi della Carta delle Convenzioni delle Nazioni Unite del 1948. È un genocidio ai sensi dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Andiamoci a leggere quella che è l'ordine di arresto di Netanyahu e degli altri ministri, fogli e scriteriati suoi compagni di governo. Lì c'è proprio un sistematico sterminio perseguito, senza la volontà di distinguere e discriminare quelli che sono per me dei terroristi, Hamas, che hanno realizzato il 7 ottobre veramente un attacco orribile, ignobile, e invece la popolazione che non c'entra nulla. Poi aggiungo, stiamo parlando dell'esercito forse meglio equipaggiato al mondo, l'esercito che ha delle dotazioni tecnologiche sofisticatissime. Pensate che l'anno scorso, qualcuno non lo ricorda più, a un certo punto hanno fatto esplodere contemporaneamente tutti i dispositivi elettronici che erano in mano agli esponenti degli Hezbollah in Libano. Dovunque si trovassero, erano in famiglia, erano a casa, con amici, da soli, a un certo punto hanno fatto brillare i dispositivi elettronici e il vertice di Hezbollah è stato decapitato. Hanno fatto un attacco mirato
al consolato a Damasco in Siria. Hanno fatto adesso nei siti, quelli nucleari dell'Iran, un attacco in cui addirittura poi sono andati a colpire nei bunker, sottobunker, i posti più isolati, i posti più segreti. Hanno colpito scienziati, esperti che lavoravano appunto all'uranio arricchito, vertici militari. E voi mi volete raccontare che un esercito che ha questa capacità, che ha truppe di assalto, intelligence sofisticatissima, non so quanti corpi scelti hanno, non è capace di andare a colpire i terroristi Hamas e deve sterminare un'intera popolazione per colpire Hamas? Se uno fosse più cattivo, un'intelligenza così potente come diceva lei, non è riuscita in qualche modo a intercettare quello che è successo il 7 ottobre, però non vogliamo essere... È un'altra questione aperta, quindi uno Stato che vive continuamente, insomma, in un contesto in cui è sempre ossessionato, da un certo punto di vista anche legittimamente, no? Dall'obiettivo della protezione e della sicurezza, si lascia penetrare da terroristi che arrivano con la motoretta, col deltaplano, eccetera, e si lascia penetrare addirittura in quel modo lì. Questa è un'altra questione aperta, ma qui io non ho risposte. Non facciamo, esatto, i non mi complottisti. permetto. Esatto. Allora, entriamo a parlare invece di casa nostra. Prendo, diciamo, lo spunto della politica estera, perché almeno sulla politica estera l'opposizione, pur con qualche differenza, diciamo, sembra andare abbastanza compatta contro questo governo. Le faccio proprio una domanda secca: se domani, per un motivo qualunque, insomma, questo governo dovesse cadere, voi come opposizione abbastanza variegata, sareste in grado in qualche modo di mettere in piedi una squadra di governo alternativa, o soprattutto una squadra di governo credibile, con un programma ovviamente condiviso? E le chiedo su quali basi. Io le lancio, diciamo, dei suggerimenti, vediamo insomma se è d'accordo in questa platea: lavoro, salari, sanità, istruzione e giustizia sociale, che vuol dire ovviamente lotta alla povertà e alle disuguaglianze. È ovviamente un programma, e secondo lei una coalizione di governo progressista può in qualche modo su queste basi poggiare un eventuale governo? Io vorrei dire che noi abbiamo già, soprattutto col Conte 2, realizzato un governo di forte impronta progressista, e quindi abbiamo già sperimentato delle azioni di governo molto incisive. Poi sapete com'è andata, ci hanno fatto cadere, ma non è che insomma abbiamo dimostrato di Chi è non... stato? Vabbè, lo sapete chi è stato, insomma, in piena pandemia, ma non è questo adesso, guardiamo avanti. E il tema è, credo che non ci siano, anzi direi che nel frattempo abbiamo continuato anche a lavorare. Lavorando in opposizione abbiamo anche confezionato tanti momenti di confronto comune che hanno offerto anche dei progetti comuni. Penso appunto al salario minimo legale che questa maggioranza ci ha sbattuto in faccia. Penso anche alla proposta di riduzione dell'orario di lavoro, che secondo me è un altro campo di battaglia importante, portando da 40 a 32 ore le ore lavorate a settimana, che anche in forma di sperimentazione, dove è stata sperimentata questa possibilità di offrire alle lavoratrici e ai lavoratori un po' più di spazio per curare la vita personale, familiare, gli affetti e il tempo libero, addirittura è aumentata la produttività, a differenza di quello che si racconta, e lo dimostrano tantissimi. La settimana corta. La cosiddetta settimana corta, il congedo anche per il papà e non solo per la mamma. Insomma, ci sono tantissimi, diciamo, momenti comuni anche in politica estera. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo delle linee molto chiare e riteniamo che un progetto progressista non possa che dire no sonoramente a un riarmo al 5%, no sonoramente a un piano di riarmo. Tenete conto che stiamo combattendo una battaglia importante. Noi non facciamo solo declamazioni di principio. Noi siamo stati a marzo tutti, pensate, ho portato
eravamo tutti insieme, deputati, senatori, eravamo tutti insieme a Strasburgo al Parlamento europeo per protestare, c'era la discussione sul piano di riarmo, abbiamo detto di no, e adesso all'Aia eravamo in 15 partiti europei, ho lanciato un appello europeo e hanno aderito 15 partiti, abbiamo sottoscritto un manifesto per creare una rete contro appunto questi investimenti militari nel campo militare così maldestri e così sproporzionati. Quindi stiamo producendo insomma degli assi portanti, obiettivi strategici per costruire un progetto alternativo, e in questo progetto alternativo c'è tantissima attenzione alle politiche del lavoro. Ormai per esempio ci stiamo rassegnando al precariato, sembra che un contratto a tempo indeterminato è una rarità, è scomparso nell'orizzonte, abbiamo 6 milioni, un esercito di precari. Dobbiamo investire soldi per cercare di restituire salari reali, incrementare i salari reali dei cittadini. Guardate che voi qui ne fate, e lo sapete bene, il ceto medio ormai è impoverito. In 30 anni il nostro salario medio ha un segno negativo, meno 2,9%, quasi meno 3%. In corrispondenza altri paesi sono qui in Europa, non in giro per il mondo, qui in Europa hanno segnato più 30, più 40, la Svezia più 63%, cioè è un confronto talmente impietoso che spiega perché poi i nostri giovani sono costretti ad andare fuori. Chi ha la possibilità va via, perché prendi 3 volte o 4 volte di più a parità di lavoro. I nostri insegnanti oggi, ma noi diciamo che l'educazione è fondamentale, no? Investire il capitale umano, diciamo i beni immateriali, le infrastrutture, tutte queste cose qui, queste chiacchiere. E poi che facciamo? Investiamo nelle armi, buttiamo tutto lì e i nostri insegnanti vado a prendono. Ma che secondo voi con 1.800 euro... Se ci arrivano. Se ci arriva 1.600, 1.800, uno può avere una vita dignitosa, e diamo a loro e ai nostri figli, perché devono costruire ovviamente la migliore società per il futuro. E gli operatori sanitari, ovviamente non c'è competizione, all'estero pagano molto di più, parlo degli OSS, parlo degli infermieri, dei medici e così via. Allora è qui che dobbiamo investire. Ricerca, innovazione, le università, tagli dappertutto. La sanità è un disastro totale, dovunque ci giriamo, dovunque ci voltiamo. E allora da questo punto di vista sono tutti, ecco, poi ci sono delle sensibilità un po' diverse, per esempio io non dico soltanto nella sanità dobbiamo investire di più, perché c'è un passato e non basta investire di più, perché ci sono sprechi, ci sono inefficienze, e soprattutto vorrei rivedere completamente quel titolo quinto della nostra Costituzione, perché la regionalizzazione ha politicizzato tutto il sistema sanitario. Oggi la sanità è diventata per le forze politiche lo strumento in cui si allarga il consenso, sistemi le persone e buone filiere del consenso. Ve lo dico perché giro l'Italia da nord a sud. In Sicilia siete stati anche con la CGIL, no? Assolutamente, abbiamo fatto una grande manifestazione in Sicilia, perché peraltro c'erano stati un'inchiesta che ha coinvolto oltre 100 personaggi, una corruzione diffusa in tutto il territorio nazionale, ma comunque anche quando non c'è corruzione c'è un sistema che non funziona. La sanità e i provveditoraati non possono essere i posti dove mettere gli amici politici che poi ti devono alimentare una filiera del consenso, perché così crei un apparato di potere che è incompatibile con un servizio utile, una cura veramente utile ed efficiente per il cittadino. Dobbiamo pensare ai cittadini, non a ingrassare il consenso dei partiti. E questo è un aspetto come tanti altri. Però sicuramente lavoreremo e siamo, direi, assolutamente pronti come Movimento 5 Stelle a misurarci. Poi l'etica pubblica sarà fondamentale, perché comunque girando appunto da nord a sud continuano degli scandali continui, corruzione, e questo governo, devo denunciarlo, sta facendo in modo da riscrivere le regole, in modo da favorire e tenere immune privilegi per la classe politica, dei colletti bianchi, gli amici imprenditori, hanno fatto saltare l'abuso d'ufficio, hanno ridimensionato il reato di traffico di influenze, quindi stanno creando una
giustizia con cittadini di serie A privilegiati e poi invece il resto della popolazione. Il resto della popolazione, se ci capiti la giustizia, addirittura ti becchi nuovi reati, inasprimenti delle pene. Col decreto ultimo sicurezza avete visto che è successo. Addirittura vanno a incrementare pene e reati. Io ho detto oggi se tornasse Gandhi lo arresterebbero, perché se si siede per strada lo arresterebbero con 2 anni, si becca, solo per il fatto che si è seduto per strada. Beh, il primo mi ha dato questo assist, visto, insomma, la CGIL conosce bene. Il primo provvedimento è stato esattamente una settimana fa, il 20 di questo mese c'è stata esatto, a Bologna c'è lo sciopero dei metalmeccanici e, come sapete, operai hanno invaso pacificamente per alcuni minuti la tangenziale di Meno di Bologna. un'ora. Meno di un'ora, esatto, meno di un'ora la tangenziale di Bologna, e sono stati denunciati, quindi come se fossero appunto criminali. Cioè la sicurezza è in qualche modo contrastare operai che chiedono diritti, che chiedono salario. È veramente uno scandalo perché, ripeto, quel provvedimento credo che sia stato sapientemente lavorato e introdotto nel momento in cui questo governo si rende conto che la situazione sociale, la situazione economica si sta aggravando e non hanno nessuna soluzione, anzi hanno fatto solo disastri, e in prospettiva questo disastro verrà fuori in tutta la sua dimensione. E a quel punto lì loro confezionano delle norme che vanno in qualche modo a reprimere in modo feroce, ecco, il giovane che va con vernice lavabile a imbrattare un monumento, che non è assolutamente una cosa condivisibile, colui che si sdraia per strada e per qualche minuto semmai impedisce la circolazione ferroviaria. Cosiddetti ecoterroristi, che è anche un termine, come dire, terribile, no? terribile, perché il terrorismo è ben altro. E ancora, oppure anche i detenuti che vivono in condizioni inumane e semmai per resistenza passiva si beccano oggi una pena molto più severa, che li inguaia ancora di più. Insomma, voglio dire, non mi sembra che ci sia nessuna proporzione, perché poi ti tieni al governo una ministra come la Santanchè che palesemente si ritrova responsabile di una truffa aggravata, no? Vi ricordate i fondi Covid addirittura, perché teneva a lavorare lo stesso i lavoratori, aveva preso dall'INPS i fondi Covid e andava in TV a insultare i percettori di reddito, persone che, voglio dire, erano disperate ma avevano di che mangiare e sopravvivere, e li insultava dicendo che erano fannulloni, perdi il giorno, si dovevano vergognare. Però loro non si vergognano mai. A proposito di decreto sicurezza, però, è notizia proprio di queste ore che è a rischio incostituzionalità, no? Lo hanno detto tanti giuristi e costituzionalisti. Adesso è la Corte Suprema di Cassazione che in questo 129 pagine sembrerebbe, insomma, aver bocciato, messo un po' nero su bianco i pericoli di questo decreto. Vedremo, insomma. Noi l'abbiamo detto dall'inizio, perché tra l'altro hanno introdotto in questo decreto tanti nuovi reati, inasprito tante pene in modo anche sproporzionato, e l'hanno fatto con un decreto legge, non si fa, perché quando fai un intervento così organico del codice penale lo fai con una discussione, lasciando, come sta facendo il Parlamento, da 1 anno ci lavorava, che terminasse questo iter parlamentare. Invece sono intervenuti con decreto legge e obiettivamente ci sono tanti profili di incostituzionalità che abbiamo già denunciato. Adesso c'è questo report della Corte di Cassazione, l'ufficio del massimario, che non sta facendo, guardate, nulla di nuovo. Adesso si sta parlando in questione, semplicemente sta raccogliendo ha raccolto quello che era il parere espresso da tantissimi illustri giuristi, e stanno effettivamente evidenziando tutte le incongruenze e tutte ovviamente le incostituzionalità di questo decreto sicurezza. Poi loro se la prenderanno adesso con i giudici, vedete, qualcuno inizierà a dire ma i giudici sono politicizzati. Non è che loro sono incapaci. Lei faceva riferimento al decreto legge e prima di passare ai referendum, perché dovremo parlare dei referendum e anche, diciamo, dei temi del referendum, ha riportato un tema della democrazia diretta, una democrazia che mi pare che all'interno di questo
di questo Parlamento c'è sempre meno. Tra voto di fiducia e decreti attuativi, in qualche modo è un esecutivo che sta abusando, no, del proprio ruolo e delle regole anche democratiche. Qualche numero mi sono segnato: il governo Meloni ha emanato 98 decreti legge dal suo insediamento, ne produce mediamente allo stesso ritmo degli esecutivi che hanno affrontato la pandemia, appunto il suo però ovviamente era emergenziale. Il 37% delle leggi approvate sono conversione di decreti, è il dato più alto dal 1996 ad oggi. E altro dato è che il governo Meloni pone in media quasi 3 questioni di fiducia al mese. Il Parlamento in questo come ne esce? Ma lei ha ricordato tempi bruttissimi nel nostro recente passato, quelli della pandemia, dove qualcuno ha pensato forse che mi fossi divertito ad adottare misure restrittive. L'abbiamo fatto valutando, rivalutando, con grande sofferenza, direi anche personale, con grandi dubbi, perplessità, e alla fine siamo arrivati alla conclusione che l'unica, con tutti gli esperti che abbiamo consultato, era adottare misure restrittive per salvare il Paese. E ricordo che loro all'opposizione si divertivano a dire tutto il contrario di quello che dicevamo. Vi ricordate quando dicevano noi chiudevamo e loro dicevano bisogna aprire, noi aprivamo, no, adesso bisogna chiudere, tutto il contrario di tutto, e dicevano che ci divertivamo a fare gli illiberali, ma lì era una misura di necessità, erano misure veramente obbligate per evitare un contagio, essendo noi un paese in trincea, essendo dei paesi più colpiti nell'emisfero occidentale, siamo stati costretti a questo. Adesso invece loro, senza nessuna pandemia, stanno, come ha ricordato lei, abusando assolutamente della decretazione d'urgenza. Il Parlamento non tocca mai palla e calpestano assolutamente un dibattito democratico. Ma io dico, scusate, ma vi sembra normale che decisioni che in qualche modo pregiudicano il futuro dei nostri figli, il futuro dell'Italia, come un piano di riarmo da 800 miliardi adottato in Europa, come il fatto di portare quell'incremento delle spese militari nell'ambito NATO al 5% triplicandole. Queste decisioni siano state prese senza un dibattito, un voto del Parlamento su questi punti. Mi sembra normale, noi siamo in democrazia, ma ce l'hanno più un altro po' nelle autocrazie il dibattito democratico che noi. Allora, adesso sì, nell'ultima parte vogliamo parlare appunto in maniera particolare di lavoro, di sindacato. Siamo ovviamente ospiti della CGIL e ritorno sul referendum, perché lei ovviamente prima ha in maniera veloce parlato di precarietà, che era uno degli aspetti, il Jobs Act, 2 dei quesiti, dei 4 quesiti legati al lavoro, oltre a quello della cittadinanza, era legato appunto alla precarietà. Apro e chiudo una parentesi, lei parlava di giovani che fuggono, sono più i giovani che fuggono dall'Italia che i migranti che entrano nel nostro paese, anche quello bisogna, che è un dato che fa pensare. Altro grandissimo tema sulla sicurezza sul lavoro. In Italia si muore, c'è un morto ogni 8 ore e c'è un ferito ogni minuto. Questi sono i dati, diciamo, ufficiali. Anche questa è una mattanza che la CGIL sa bene. Io le chiedo, sul referendum, devo dire che il Movimento 5 Stelle, ma tutta l'area progressista si è spesa, perché insomma erano 4, poi il Movimento 5 Stelle sul quinto referendum lei ha ovviamente dato libertà di scelta, però sui 4 referendum del lavoro c'è stato, diciamo, una coalizione, come dire, progressista che si è battuta e ha voluto in qualche modo perseguire per raggiungere un obiettivo. Come ha detto il segretario generale della CGIL Trieste, il referendum o si vince o si perde dal punto di vista numerico, perché bisogna come dire superare un quorum, e su quello le volevo anche stimolare, visto che ho sentito che vorrebbe in qualche modo anche pensare a una riforma dell'istituto referendario, proprio perché siamo in un periodo di forte astensionismo. Però le chiedo se comunque questi temi, che sono temi enormi, appunto parliamo di precarietà, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono, come dire, nonostante abbiano avuto comunque un successo, perché chi è andato a votare ha votato sì, però queste leggi rimangono tali, se
è una battaglia che la CGIL ovviamente continuerà, ma che voi, in questo caso come Movimento 5 Stelle, vi sentite di portare avanti, perché sono temi che riguardano le persone. Ma, vorrei ricordare che noi al governo abbiamo introdotto il decreto dignità, quindi abbiamo iniziato noi stessi con interventi normativi mirati a smantellare il Jobs Act, che abbiamo ritenuto assolutamente una direzione sbagliata, un modo da parte della sinistra di scimmiottare malamente un indirizzo neoliberale completamente sbagliato, perché oggi non abbiamo, cioè la competitività delle imprese non l'assicuri e l'aumento della produttività non lo fai rendendo i contratti sempre più precari, cercando di recuperare su quelli che sono i salari e di incrementare i profitti. Oggi lo fai assolutamente in altro modo, anzi, stiamo pagando un prezzo alto perché un sistema sociale complessivo è il nostro che si sta impoverendo. Con salari così bassi addirittura si stanno riducendo anche i consumi. Adesso che la produzione industriale si sta contraendo, perché veniamo ormai da tantissimi mesi, 25 mesi consecutivi. assolutamente, e con un governo incapace. Qui abbiamo il ministro Patuanelli, l'ex ministro Patuanelli, che è stato l'ideatore di transizione 4.0. È stata una misura, quella sì, volta a favorire la competitività delle imprese, perché ha offerto, non so se ci sono qui degli imprenditori, lo sanno benissimo, ha offerto incentivi, agevolazioni per aggiornare i macchinari, le dotazioni informatiche, per rendere quindi più competitive le imprese. E ha tirato tantissimo, ha dato ottimi frutti. Il governo che ha fatto una misura, ci aveva sul tavolo, doveva proseguirla, l'ha distrutta completamente. E non c'è nulla. Pensate che se noi non avessimo lasciato a questo governo, che non li sa neppure spendere, i soldi del PNRR, adesso saremmo in recessione. Non ci sogneremmo neppure lo 0, di crescita che stiamo facendo. Siamo passati allo 0,7, allo 0,6, non saremmo neppure a questi livelli, saremmo un segno meno, recessione completa. Quando io parlo di incapacità di questo governo, non lo faccio perché sto all'opposizione e devo attaccare così, perché mi stanno antipatici. È un dato di fatto oggettivo. Non c'è una misura per cui questo governo potrà dire, beh, però abbiamo fatto questo per le imprese, per la competitività. Nulla. Potranno dire, abbiamo fatto questo, abbiamo graziato le banche, perché le hanno graziate anche sulle tasse extra profitti, e mai come con loro le banche hanno collazionato, raccolto così tanti profitti e adesso si stanno divertendo a fare offerte pubbliche di acquisto, scambiate, eccetera. C'è un risico bancario grazie a tutti questi profitti. Mai nessuno, mai le industrie delle armi hanno guadagnato così tanto come con questo governo, ma i lavoratori e le lavoratrici no. E allora, ritornando a noi, è sacrosanta quella battaglia che è stata fatta. Le battaglie tu le fai non perché sei sicuro di vincerle, le fai perché sono giuste. E quindi se c'erano 2 referendum per quanto riguarda i licenziamenti illegittimi per offrire maggiori tutele ai lavoratori, noi ci siamo come Movimento 5 Stelle. Se c'è un referendum, un quesito referendario proposto e offerto al pubblico, all'opinione, ai cittadini per quanto riguarda il contrasto del precariato, come abbiamo già fatto col decreto dignità, quindi mi devi introdurre le causali per giustificare un contratto, diciamo, part-time, un contratto a termine, altrimenti cioè deve diventare l'eccezione, non può essere la regola. Noi ci siamo. Se c'è un quesito volto a garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, come era quello, il 4º quesito, che era volto a rendere più trasparente il rapporto tra imprese appaltatrici e subappaltatrici, evitando che l'impresa appaltatrice, scaricando un subappalto, si sottragga dalle responsabilità, noi ci siamo. E anzi, permettetemi di dirlo, se non erro, credo di essere stato il primo leader politico che ha subito firmato quei 4 quesiti, senza pensarci, perché sono i nostri obiettivi, sono le nostre battaglie. E quelle battaglie le continueremo a combattere, perché dobbiamo assolutamente, anche se
forse gli stessi lavoratrici, le stesse lavoratrici e lavoratori non sono stati tutti consapevoli che si combattevano 4 maggiori tutele nei loro interessi. Quindi forse il riscontro deve essere maggiore. Però parliamoci francamente, lì sono un po' di astuzie. Se quella data referendaria fosse stata abbinata a una votazione territoriale, avremmo risolto il problema. Insomma, Però- ci sono anche un po' dei trucchetti. Però diciamo questo è tipico di un governo che se vuole, come dire, boicottare o mandare, diciamo, Si sono messi a dire andate al mare, certo. andate di qua. Addirittura poi Giorgia Meloni, un presidente del Consiglio che dice no, io vado ma non ritiro la scheda. Ha innovato addirittura un imbroglio nuovo, molto sofisticato, perché o vai, prendi la scheda, sì, no, oppure la lasci bianca. Ma andare lì e non ritirare la scheda significa vado, mi faccio la foto e torno. Sì, è stata anche, diciamo, una campagna mediatica, lo dico anche da addetto ai lavori del giornalista, molto complicata, di un boicottaggio abbastanza mirato su questi temi che, come diceva lei, sono temi dirimenti. Cioè io sfido chiunque, quando andavamo a fare anche, anche con la CGIL le iniziative, a sfidare chi è contrario alle morti sul lavoro, chi è contrario alla No. precarietà. Guardate, vi dico, un segnale è stato evidente. Girando un po' il territorio, non ricordo dove mi ero fermato a dormire, in quale albergo, e la mattina ho incontrato delle lavoratrici, delle dipendenti che rassettavano le stanze, quindi sono volute fare la foto, sono fermate e hanno detto Presidente ci aiuti lei perché noi veramente prendiamo pochissimo qui, m'hanno detto di uno stipendio veramente indegno. Io ho detto mi raccomando, cioè, adesso eravamo a qualche giorno dal referendum. Non mi dica che non lo sapevano. No, non avevano capito. Dice, ma perché? Scusi, ho detto, no, guardate che proprio per maggiori tutele contro il precariato, la vostra situazione la possiamo in qualche modo risolvere dando dei sì, eccetera, scrivendo dei sì. Cioè, capite a che livello stiamo? C'è tantissima gente non ha neppure capito veramente che cosa c'era da votare e come e perché. Quindi diciamo, però per carità, le cose sono andate così, punto, prendiamo atto che tanti milioni di voti a favore del sì e secondo me quello è un patrimonio importante. Poi le battaglie, vai, se noi andremo al governo, il referendum perso, non perso, non ci importa nulla. Quelle misure, quel rafforzamento delle tutele per i lavoratori e per le lavoratrici si faranno. Noi siamo, per esempio, per quanto riguarda la sicurezza, c'è una nostra proposta di istituire la Procura Nazionale per quanto riguarda sul lavoro, per ovviamente garantire maggiore sicurezza e anche una procura, quindi giudici specializzati. Siamo per introdurre una nostra proposta all'omicidio sul lavoro e siamo per introdurre anche un'educazione dal punto di vista scolastico per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste cose le faremo, punto. Ecco, l'applauso ci aiuta molto, Presidente, perché noi non vediamo niente, mi Siete, conferma? siete completamente al buio. Completamente Noi al buio. parliamo così al buio. Ogni tanto qualche telefonino tipo lo stadio, però sì, vediamo una... Ci siete, no, vi sentiamo. Però io vi immagino lì che in mezzo a questo profumo di rose, no? Vi Esatto. invidio tanto. Allora, parlando invece proprio di sindacato, lei durante i suoi governi, i 2 governi, il sindacato confederale era un sindacato confederale unito, si lavorava su piattaforme comuni, si scendeva anche in piazza in maniera compatta, in maniera unitaria. Ora, diciamo, da quando c'è il governo Meloni, quest'unità sindacale si è un po' dissolta. Sappiamo che indirizzo ha preso una delle 3 confederazioni, senza fare nome la CISL, che in qualche modo ha preso una linea piuttosto, come dire, filogovernativa. E io le chiedo, poi ovviamente c'è stato anche questo salto di qualità, non so se lo vuole commentare, insomma, della nomina dell'ex segretario generale della CISLA sottosegretario al Sud, ma Sbarra, ma a parte questo... anche lei, anche qui dalla sua esperienza a Palazzo Chigi, avere una controparte, lei devo dire, specialmente con il Conte 2, con i sindacati ha avuto un rapporto, diciamo,
franco, netto, ma ovviamente di interlocuzione, quello che invece oggi non c'è. I sindacati hanno un problema proprio a rapportarsi con questo governo, considera i sindacati un po' tutti uguali, spesso il segretario generale Maurizio Landini dice che ci sono queste tavolate con 20 sigle sindacali e tutti hanno 3 minuti per parlare, quindi questa è una legge sulla rappresentanza, insomma ci sono tanti temi. Come vede, appunto, visto che siamo qui in CGIL, ma in generale un sindacato diviso in un momento come questo, anche per il discorso che abbiamo fatto fino a qui sui lavori e sui diritti dei lavoratori? Per quanto riguarda lei, mi ha sollecitato anche un ricordo, no? Per quanto riguarda gli anni in cui ho governato. Guardi, io ho avuto un rapporto molto chiaro sin dall'inizio con i sindacati. Mi ricordo sin dal primo momento, quando li ho convocati, ho detto: guardate, io non sono per la concertazione, cioè nel senso che il governo ha la responsabilità di fronte al Paese, avendo un mandato elettorale, di assumere delle decisioni. Però quello che vi posso garantire è che da me sarete sempre ascoltati e nei passaggi cruciali io mi confronterò con voi e se ci sono sarà un confronto reale, vero, quindi nella distinzione dei ruoli. E così è stato. Vorrei solo ricordare che ho potuto toccare con mano tantissimi passaggi dove i sindacati hanno assunto le posizioni di grandissima responsabilità, facendo il loro dovere, tutelando gli interessi dei lavoratori, ma con grande senso di responsabilità. A metà marzo abbiamo avuto un'avvertenza durissima, complicatissima, anche qui Stefano Patuanelli lo ricorderà perfettamente, perché eravamo nel periodo quello più veramente allarmante, tragico del Covid. A un certo punto il rischio era che le fabbriche, nonostante con le nostre misure non le avevamo chiuse, le fabbriche erano aperte, i luoghi di lavoro, eravamo tutti preoccupati, ma si diffuse una tale paura che io me lo ricordo come se fosse adesso. Era da un lunedì mattina, mi arrivano a Chigi le notizie che in molte fabbriche i lavoratori e le lavoratrici non volevano entrare per paura del contagio. Capii subito che se la situazione rimaneva in quel modo e i lavoratori non si sentivano tutelati, noi non ce l'avremmo fatta, quindi avremmo chiuso semmai anzitempo, poi ci siamo anche arrivati, ma insomma quando è stata proprio la misura estrema. E allora eravamo a metà marzo, ho convocato a Chigi le associazioni datoriali e i sindacati, quelli confederali in particolare, e credo è durata quanto? Una trentina di ore? Più di 24 ore di seguito, un confronto per trovare un accordo e siglare un accordo che ovviamente prevedeva tante misure protettive e che avrebbe consentito ai lavoratori e alle lavoratrici di entrare in fabbrica e di sentirsi più protetti. E i sindacati e i datori di lavoro all'inizio dell'avvertenza le cose erano messe malissimo, contrasti a non finire, e alla fine con grande responsabilità siamo arrivati. Abbiamo salvato il Paese, perché se avessimo chiuso anzitempo sarebbe stato un danno economico per l'intero Paese ancora più doloroso e soprattutto non preventivato, non costruito, non organizzato. Ecco, per dire. Adesso invece vedo che i sindacati sono divisi anche confederali. Io sono rimasto sorpreso. Noi siamo andati a questi quesiti referendari ultimi di cui abbiamo discusso e che abbiamo ricordato, in cui la CGIL li propone e gli altri sindacati, anche confederali, chi era contrario, chi ha lasciato libertà di voto, cioè si sono divisi anche i sindacati. Allora è chiaro che noi stiamo dando un messaggio ai lavoratori per cui le tutele che stiamo offrendo con i quesiti referendari evidentemente non sono condivise. E così anche come ci siamo divisi sul salario minimo. Io sono rimasto fortemente dispiaciuto quando di fronte a quella proposta sul salario minimo legale, la mia prima firma, ma con le altre forze, col PD di Elly Schlein, AVS, Bonelli e Fratoianni, avevo portato questa proposta, abbiamo visto che alcuni dei sindacati non erano d'accordo. La CGIL su questo, devo dire la verità, hanno maturato poi la convinzione che fosse una proposta giusta, ma insomma quando gli stessi sindacati non sono d'accordo sul salario minimo legale
c'è qualcosa che non va, eppure abbiamo spiegato che era una proposta che salvaguarda pienamente la contrattazione collettiva, la rafforza, non la indebolisce. Allora io credo che all'interno del fronte sindacale oggi è necessario fare una profonda riflessione, perché certo non è stato neppure, posso dirlo, elegante, quantomeno elegante, diciamo così, che il leader di un'associazione così importante come la CISL si ritrovi all'indomani dei quesiti referendari nominato sottosegretario a Chigi. E non è una bella cosa. Occorre assolutamente adottare una legge sulla rappresentanza sindacale. È urgente, perché lei ha detto bene, questo governo è così, vorrei dire una parola e vorrei misurarla, ma così obliquo, è così obliquo che addirittura ricorre a degli espedienti veramente di bassa cucina. Quando convoca chi dice i sindacati, li convoca tutti insieme. Per cui ci sono sindacati molto rappresentativi, è chiaro, è il caso della CGIL che ci ospita, ma non solo. E poi ci sono delle sigle sindacali che non rappresentano nessuno, pochi associati. Quindi a Chigi si ritrovano 20 sigle sindacali per poter dire, pensate un poco che furberia di basso conio, di bassa cucina, ma signori, ma stiamo parlando della Presidenza del Consiglio, del Governo, per poter dire, facendo il giro di tavolo, quindi allora abbiamo sentito i sindacati, 12 la pensano così e gli altri così, per dividerli, per cercare di imbrogliare le carte senza tener conto di nessuna rappresentatività. Signori, ma chi volete imbrogliare? Questo paese non si fa imbrogliare, gli italiani non sono utili idioti che stanno lì, eccetera. Tutte queste bugie, queste falsità, queste promesse non mantenute, vi state facendo i vostri comodi, state sistemando i vostri amichetti, avete aumentato gli stipendi a ministri e sottosegretari, avete dato ai pensionati con la minima 1,80 centesimi, ma voi pensate davvero che gli italiani si fanno imbrogliare in questi termini? Io spero proprio di no. Quindi lei è d'accordo, ovviamente, lo ha detto, sulla legge sulla rappresentanza. Ma ne abbiamo anche una, ne stiamo Sì. proponendo anche una che vorremmo discutere ovviamente con le altre forze politiche, con i sindacati stessi, perché questo è un tema assolutamente da affrontare e chiarire una volta per tutte. Sì, è dirimente, come diceva lei, perché le forze in campo sono queste. Il governo però ha risposto con la legge sulla partecipazione. Volevo anche un giudizio da lei, che poi è voluta fortemente dalla CISL, no? Addirittura non si chiama legge Sbarra, ma diciamo è nota come legge Sbarra. Il mio giudizio è stato molto negativo, guardate, perché è una presa in giro formulata in quel modo e poi c'è anche da dire che è stata completamente stravolta rispetto anche al disegno originario della stessa CISL. E questo secondo me la CISL lo dovrebbe riconoscere. Basta questa subalternità nei confronti del governo. Il disegno originario della CISL, uno poteva essere d'accordo o meno per quanto riguarda appunto rappresentanti dei sindacati negli organi di vertice di un'azienda, poteva essere più o meno d'accordo, però aveva una sua logica, una sua razionalità. Il governo l'ha completamente stravolta, peggiorata e l'ha resa veramente insignificante e non possiamo dire che è la stessa cosa, quindi quella cosa non serve assolutamente a nulla, è una presa in giro. Presidente Conte, allora stiamo concludendo questa nostra chiacchierata, però visto che Trieste ci ospita, così bella città, lei è venuto oggi insomma a visitare questa città, so che ha anche inaugurato una sede del movimento, se non ricordo male sono passati 5 anni quando allora proprio il ministro Patuanelli sottoscrisse quell'accordo, no, della riconversione industriale dell'area a caldo della Ferriera, con questo annesso anche sviluppo logistico delle aree portuali. E come
in qualche modo ha trovato questa città che soffre molto. Noi anche la CGIL in questi giorni ovviamente sta analizzando le questioni legate al porto e anche a un'occupazione che non decolla, un'area diciamo di crisi molto forte in questo quadrante. Come ha trovato la città di Trieste, che è una città, come dire, anche dal punto di vista proprio simbolico del paese, è un crocevia, no? Molto importante. Ma è sempre una città di grande fascino. Poi quando ovviamente io sono un appassionato anche dal punto di vista della cultura, quindi una città che dal punto di vista culturale ha arricchito tantissimo il nostro patrimonio nazionale, veramente crocevia di tantissime culture, è stata storicamente, come dire, la frontiera della Mitteleuropa e quindi ci ritorno sempre con grandi echi, grandi reminiscenze letterarie, culturali, saggistiche. E ho trovato una città che ovviamente affronta dei nodi complicati, complessi, è una città che ha anche dei progetti importanti di sviluppo. Sono stato a visitare il porto, ci siamo confrontati con l'autorità portuale, questo progetto molto importante di sviluppo della piattaforma logistica del Molo 8. Veramente si può costruire un hub e si può realizzare un hub che sia veramente per tutta l'Europa un momento di grande snodo, di grande sviluppo dal punto di vista economico, dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista dello scambio commerciale. Dobbiamo investire in questa direzione. Il lavoro che è stato fatto sin qui è un lavoro importante. Ho visto anche un grande progetto di riconversione industriale. Pensate, questo è un modello, dovete essere orgogliosi. Qui si è realizzato un modello positivo che, guardando non solo in Italia, ma in giro per il mondo, non è assolutamente facile da realizzare. Cioè, in pratica, uno stabilimento ovviamente così altamente inquinante come quello, parliamo del gruppo Arvedi, che ha avviato la decarbonizzazione, ha cancellato, smantellato tutta l'area a caldo e nello stesso tempo però con un intelligente intervento che è stato fatto nel 2020 con un accordo di programma che ha costruito le basi per una riconversione seria, parliamo quindi di riconversione industriale verso la decarbonizzazione, quindi verso il green, nello stesso tempo rigenerazione urbana, riuscendo a conservare gli stessi livelli occupazionali, non si è perso un posto di lavoro. Bravo, bravo Stefano, bravo Patuanelli, perché è stato un progetto, un passaggio nevralgico. Dovete essere orgogliosi, vi dovete vantare e dobbiamo portarlo come possibilità per altre realtà industriali dove c'è una politica intelligente, lungimirante, che interviene per tempo, che investe anche perché il pubblico deve poter nei momenti di transizione, ce lo dobbiamo dire, la transizione ecologica costa anche. Costa, e ecco perché dico, a me piange il cuore, ve lo dico sinceramente, io non ne faccio un discorso ideologico, quello l'abbiamo detto anche, non siamo antimilitaristi, per cui, oddio, se un euro va alle armi ci suicidiamo, non è questo il tema, ma 800 miliardi in Europa li potevamo dedicare alla riconversione industriale, a completare la transizione energetica. Adesso sta arrivando l'intelligenza artificiale, la robotica, si perderanno ulteriori posti di lavoro. Un euro investito nelle armi ci dà come ritorno 0,5%, nulla, anche perché le armi tu le vai a comprare per lo più all'estero. Invece quando abbiamo investito un euro nella rigenerazione urbana, per esempio, con i bonus edilizi, il super bonus, il ritorno è stato di 2 euro addirittura. E infatti non c'è nessun buco di bilancio, al di là di tutte le falsità che hanno raccontato, abbiamo avuto agenzie di rating che ci hanno migliorato addirittura i conti pubblici, la valutazione dei conti pubblici. Pensate quante cavolate frescacce abbiamo dovuto sentire dalla TV da illustri esponenti di questo governo incapace. Allora, ritornando a noi, Trieste ha dimostrato che quando si lavora facendo sistema si ottengono degli ottimi risultati. E poi mi ha fatto piacere, visto che parliamo di Trieste, parliamo di alcuni asset fondamentali che
questa città ha espresso anche a beneficio e come orgoglio di tutta la nazione. Mi ha fatto piacere conoscere, scambiare qualche parola con Peppe Dell'Acqua quando sono arrivato, perché è stato qui direttore, ha continuato, ha lavorato sin dall'inizio con Franco Basaglia, Franco Rotelli, che mi piace ricordare anche qui, insomma ha contribuito a una rivoluzione che abbiamo operato. Siamo stati pionieri in tutto il mondo, in tutto il mondo, con questo concetto del sapere della complessità, di guardare anche, di deistituzionalizzare. A me colpì tantissimo quando Rotelli, non vorrei ricordare male, nel gennaio 2021, in un suo post sui social, Facebook, prese atto che il piano che avevamo presentato per quanto riguarda il progetto del PNRR nazionale conteneva una formula che non era stata buttata a caso, parlava di deistituzionalizzazione, perché noi in quel progetto, parlando di medicina territoriale, col PNRR, parlo dei progetti sulla sanità, tutti quei miliardi che abbiamo appostato lì. Allora pensate, medicina territoriale, tutta la rete socio-assistenziale, ospedali e case di comunità, abbiamo realizzato anche, avevamo pensato di realizzare, adesso stanno sfasciando tutto, stanno perdendo fondi, stanno tagliando, stanno riformulando, addirittura l'ultimo scempio, l'ultima catastrofe indegna è quella che ormai stanno chiedendo di riutilizzare i fondi non spesi per investirli nel riarmo. La follia più totale. Io non so che cosa sta succedendo, ma chi ce l'ha mandati questi al governo? Oddio, è incredibile. È incredibile, non ci si può credere, signori. Ecco qui Peppe Dell'Acqua, non ti avevo visto. Ciao. Grazie Presidente. Grazie a voi, davvero. Di questa chiacchierata, grazie. Lì c'era una scritta: siamo stati qui nel giardino delle nostre utopie.